Niente, siamo andati a Cunetta, alla frazione di Cona, purtroppo c'è stata un'altra protesta dei migranti che sono ospitati presso l'ex base militare di aviazione e c'è stato anche qualche momento di tensione perché un fotografo del Corriere del Veneto è stato praticamente, ci riferiscono però noi non eravamo presenti, sarebbe stato preso a forza e portato all'interno della base per fotografare, per dimostrare com'è la situazione all'interno della ex base militare, ma poi praticamente la polizia ha dovuto andarlo a recuperare perché i migranti non lo facevano venire. Quando siamo andati noi comunque la situazione era abbastanza sotto controllo, insomma non c'era niente di eclatante. Effettivamente sono troppo concentrati. Lo stesso sindaco di Cona, Alberto Panfiglio, ha detto che la situazione è sempre quella, ci sono troppe persone concentrate in quella unica soluzione. Questa un po' è la situazione che abbiamo registrato a Conetta. Ho preso il botte. in Mao Mao là. Il motivo di protesta è sempre il solito, che vogliono andare via, che sono in troppi, mangiare è cattivo, dicono anche questo. Sinceramente, ma era meglio per la mia. O no? Cosa vuoi che, onestamente, che siano troppi concentrati, troppo concentrati. La politica fatta. Su questo c'è poco da dire, no? Ormai su qua bisognerebbe cercare di mettere un po' da una parte e un po' da un'altra. Cioè non è che voglio dare colpa a nessuno, che ci mancherebbe altro, ma tutti concentrati qua quando vuoi che facciano qualcosa. No? Vabbè. Io vedo Ale che